Bravi. Complimenti al coro da Cutez, ma anche alle belle coreografie di Anna e Franco Sforza. Vincenzo, non sei con me? Sì, arrivo. Non vuoi condividere questi ultimi momenti di grande popolarità, anche perché poi per una settimana non potremo uscire da casa. Una settimana, secondo me, 3. anche una settimana, noi un anno ci vuole. Vabbè, facciamo dopo questa esibizione, no, vabbè, perché poi ci saranno 8000 repliche su Teletrullo e qualcuno lo vedrà, mi chiameranno da Belluno. Ma quanta critica negativa si capisce che può avere? Vabbè, però the show must go on, è una parola che non è martinese, anzi, ma in tema di martinesità stiamo a questo a mer, ma questa è una premessa per quello che accadrà dopo. Questa serata ha come scopo principale la presentazione di questo primo anno di attività della nostra associazione, l'Accademia della Cutez, ma soprattutto il fine ultimo di coinvolgere la cittadinanza, di coinvolgere in un momento particolare come il Natale i nostri concittadini. Non mi sembra giusto che noi si debba stare qui a tirare la carretta, a sgobbare e la città di Martina, qualche nostro concittadino non debba collaborare in un certo qual modo. Per cui io devo assolutamente chiedere la collaborazione di qualcuno del pubblico, perché vedo tante persone che conosco, moltissimi di voi, c'è un Martino, senti, l'hai visto in terza fila? Sì, io poi vedo quattro gradi vabbè, allora te lo dico io, in terza fila c'è un nostro stimatissimo, simpaticissimo e conosciutissimo concittadino, il signor Lerario Francesco, che sta facendo il pesce in barile perché ha capito che lo sto guardando. Beh, ti ringrazio, alzati e ti salutiamo con un bel applauso. Vieni. Perché io e Vincenzo abbiamo bisogno di una mano, di un contributo. Beh, voi tutti sapete che una istituzione. Tu c'hai... sì, no, ma è normale. Stavo per chiederlo, no? Voi tutti sapete che il commendator Franco Lerario è un eccellente imprenditore che ha tenuto alto il nome della nostra città, della nostra industria e si è fatto onore in tutto il mondo. Però questo è un momento di crisi, è un momento di crisi acuta, globale, globalizzata, quindi c'è miseria in giro. Vuoi parlare al microfono? Non vivo. Capita che tu vai... Funziona? Ci sta. Sì. Però lo è che se le gira da nasca, io faccio su. Non mettete che se le gira da... Poi ci mettiamo la tua altezza. Senti. Vabbè, ci mettiamo la tua altezza, non stanno proprio lì. Boh, ce la fa, la mano avuta anche la scazzato, già l'abbiamo fatta, no? L'abbiamo fatta già, dai. Vabbè, comunque. Mi raccomando che l'ora è tarda, Franco, l'orologio cammina. Non la metto anche la scazzata, non la metto allora te presentano anche se cristiane a miseria a puttana a pizza. Allora, a un certo punto Marete domanda alla moglie, Margiua, c'hai orso? Mancano un quarto a mezzarecchia. Manda a chiesa manca sempre qualche cosa. Bravo. E poi questi orologi fu ruffiani. Si era che altri da San Martino e alla solita tardi. A mi dire come era si mette la culla. A che sorte era? Oh, le dici su. Con i ruffiani di orologi di mezza ragazza. Sono proprio al momento. Bam! Adesso verga io non suono. Secondo te era su una poruzzeira, dice. Ma vabbè, sì, è vero, l'orologio corre, ma io qualche altro minuto. C'è qualche classico napoletano di cui tu sei grande conoscitore, che hai fatto qualche trasposizione alla martanese maniera, o c'è qualche episodio della tua carriera parallela? Quando traduceva questa poesia,
mi era chiesto per un brevete, no? E allora, a preso il brevete c'erano una dama che sa, e che a domani a un brevete, che sta mangiando, disse, padre disse, ma che ha mangiato, non perché, non già dicete, che non diciamo. Però dice, a ieri sera, quando faccio il così, mi ha rubato di fase. Grazie, grazie. Grazie. Allora, questo è un classico napoletano tradotto in martinese. Volevo fare un regalo a questa bella serata, spero di non rovinarla, perché io... cosa so? Allora, avete fatto così. Ci nasce fortunato, ci nasce sfortunato, ci nasce poverino, ci nasce scornato e ci nasce parcurnato. Franco, Lerà, commendatore Lerà, c'è qualche altra perla? Sì, no, continuo. Ah, continua. Franco, raccomanda che i cristiani sono scioccati. Un po' di pietà. Ci vado a scioccare e me ne voglio, No, rimane. No, televisione per piacere. Ci ma appelliamo a tutti, non è. Allora, andiamo che meglio. Mentre che stava a casa ha visto un pecco di morceno. Dove questa cosa non mi piace. Io mi scedo venire. Vedi da chiromanta e lei apre la mano. Come lei apre la mano, la chiromanta ulteriormente dice, signore, lei è stato un triste amante. La vedi questa linea come è strana? Chissà linea si chiama Aleni du cuore. E io ci te posso dire, perché sa linea ti tiene il cuore. Il cuore. Guarda cusate segna fatto a curno. Cosa segno porta mezzo a mano San Martino usando protettori cornuti. Però non come sentire che questa parola mi vuole a casa, io faccio un macello, faccio a correre i pompieri. Una voce interna le disse, state calmi, stanno i corni, sono una cosa eterna. Adesso si supporto che si guarda, non ci sono passati. Allo stesso Adamo, che stava in Baravese, e poi donna io l'ha tradotto. E so perché ti corno, fatelo un sorriso. Che per Napoleone era cornato. Grazie di questo bel regalo. Vuoi dire buon Natale? Cioè, pardon, buon anno ai nostri consigli. Innanzitutto buon anno. Un complimento a Giovanni Nardelli e all'Accademia da Cutezza. Mancava. A Cutezza che patosta, no? Infatti. E allora un ringraziamento a tutti voi. Continuate a fare tutto questo e tutto sarà, noi staremo sempre vicini. Grazie. Buon anno a tutti. Grazie. Oggi siamo a mere, nel senso che a pure l'oggi siamo proprio a mere. Dobbiamo accelerare e di mare dobbiamo parlare, di mare. Allora, vabbè, a proposito di mare, c'è questo altro fatto simpatico. Un signore, cioè, doveva svolgere l'attività di ambulante, però era sprovveduto, analfabeta, allora doveva fare gli esami di quinto elementare. Allora il maestro di geografia disse, senti, ti faccio una domanda semplice, facile. Disse, va bene. I mari d'Italia. Disse, grazie professore che mi hai fatto questa domanda facilissima. I mari d'Italia sono Torregano, Sapellite, Capitolo. Promosso su tutta la linea. Ottima. I mari d'Italia. Ecco, uno di questi mari che hai citato tu d'Italia, oceanica situazione, è proprio il tema della prossima canzone, che è una fotografia feroce delle nostre trasferte estive in una delle località che noi più amiamo, che è Torrecanne. La canzone si intitola U Martenese a Torrecanne di Giovanni Nardelli, esegue il coro da Cutezze alla fisarmonica Giuseppe Cecere per le splendide coreografie di Anna e Franco. Prego.
zurrecchiere che niente all'acqua e sabu esce a favore del poro pesce. Zurrecchiere che niente all'acqua e sabu esce a favore del poro pesce. Che sembra tutto avanti, si spoglia tutta a cazzanora, lì dopo le assabbiano. A peglia straia in un ombrellone, costa a sé che sa stagione, sotto la lingua via ste manne e tutto mere ne torre canne. Sammaneta peglioso, come la lucerta la treccò, quando trese per fare un bagno una bolla ruscione che l'accompagna. Trese dall'acqua chiene, gli occhi sempre un mazzacchene, per scansare tutte le pietre, a scecchi un'anza a 20 metri. L'acqua è calda ma è fredda, la venuta mortecetta, piaciuto il cuore spante e posa vasce di mutande. Quanti è bella cosa me, è verde azzurrecchiere che niente all'acqua e sapo esce a favore del poro pesce. Quanti è bella cosa me, è verde azzurrecchiere che niente all'acqua e sapo esce a favore del poro pesce. Vola in attacco come un atleta, mere innanzi e mere rete, un minchiare lo fece a ver, che vennata ne pipire in terra. L'ora diventata violi bosi, dall'acqua ne è più cosa, ma casa sete poro vinta, per battenne tutti i rinti. Dopo che buone e sassuchete, arrevuti in bera mancete, pezzetti di pasponzele, curnalitte e marancele. Non ci mancano i pagnottelli, che si cavate e mortatelli, tutte cose venate a quete, pomire, cutte dell'anno passato. Sotto un brellone si riposa, ma negli occhi è buona pose, pa magliere e s'arrabbia, che le pescine le chiase nella sabbia. Manco tempo che te gire, penate bagna comensale, non già passate mancano, che te ne voce o creatore. Quanto è bella cosa vera, verde azzurrecchiere che niente all'acqua e sapo esce a favore del poro pesce. Quanto è bella cosa vera, verde azzurrecchiere che niente all'acqua e sapo esce a favore del poro pesce. Quanto è bella cosa vera, verde azzurrecchiere che niente all'acqua e sapo esce a favore e poro pesce. Bellissima ballata nobilitata dalla grande danza di Anna e Franco Sforza, che sono stati bravissimi, un tocco di colore, un tocco di arte. E io mi sto divertendo, e tu? Giovanni? Io pure. È uno spettacolo molto bello, stiamo cercando di accelerare i tempi, però tu immagina che in una kermesse così dedicata alla martinesità non poteva mancare, questo è un happening, che qua abbiamo degli artisti eccezionali, non poteva mancare per questi artisti totali l'aspetto teatrale. Mica ci potevamo perdere un fatto del genere, lo dovevamo. Era un percorso artistico che dovevamo percorrere, questa scenografia molto complessa, come vedete, ci introduce al mondo della comunicazione, mondo
affollatissimo della comunicazione. E che ci dice Vincenzo Colucci sulla comunicazione? Vabbè, poi il progresso tecnologico. Abbiamo di tutto, modem. Vabbè, il fax. Allora, tu la storia del fax, questo è fortissimo. Questo fatto avevo un signore viene allo studio e oltre ad esporre il fatto suo, il cognato dice: già che devi andare all'avvocato, chiedi pure, la questione mia riguardava una servitù di passaggio. Dice: va bene, se non leggo il titolo, come faccio a dire quello al diritto? Dice: ma mio cognato non sta, ma va bene, mi spedisce l'atto. Allora così, improvvisamente, io lo tenevo di fronte e sta zitto così. E poi mi punta di dito: allora non tiene un flex, signore? Allora, bestia, ma sapete come va a fare? È come quella dell'amico mio che poi ti racconto. Questa è la prima parte, questa è la seconda parte. Dopo 10 giorni mi chiama e dice: allora che Vincenzo so, da una bambina per dire un nome questo. Vincenzo so, c'è la manetta o flex che è nato, siccome non l'avevo di fronte, no? Perché per telefono. Dici: vabbè, o flex, ma ha fatto una polvere. È micidiale, Vincenzo. No, ti volevo dire, perché ce n'ho un'altra anch'io da raccontare. Io mi lancio in questo settore perché ho assistito una volta dello studio di un noto professionista martinese di una persona che aveva bussato, non gli era stato aperto. Allora dice: ma come mai non sei venuto allo studio? E quello ha detto il cristiano, giustamente: dice: i tuzzetto sappecete poi un citro video, però assegnare in già sotto il citro video, se non l'avete capito, è il video citofono. Quindi anch'io mi sono lanciato in questo mondo, poi ti dirò chi era il professionista. Vabbè, poi uno dice: beh, sto a sé fatto, poi con la fotografia a mezzo busto, io non che aveva fatto, vabbè, a questi se non ne c'è metti. Ma che tempo Belgica, che se ne ha fatto la coreografia? Vabbè, è fatta, siamo pronti. Avete capito che questo indegno potrarsi era per guadagnare tempo. Questo sketch teatrale gustosissimo che segna la fine del nostro spettacolo è stato scritto dalla professoressa Rita Punzi, che apprezzerete in questa sua, che salutiamo con un bel applauso, lo merita, che ha avuto la capacità e l'avventura, devo dire, di mettere sullo stage questi attori, chiamiamoli così, che io adesso vi cito. Sono sempre loro in realtà, riciclati in tutte le salse, che figurano come Gianni Nasti fa la parte del dottore. Vincenzo Colucci, ci sei pure tu. Io faccio una mitico attore grande. Fai la parte dell'insegnante di scuola elementare. Torna Benvenuto Messia nella parte che lui dice che gli è congeniale, invece è un grande sportivo, del pensionato. E poi due new entry che sono Domenico Ricci, che è quel simpatico signore che avete visto prima alla prova dei microfoni, che poi si sono fracassati, e nella parte dell'utente, il malcapitato utente dell'ufficio postale, e la bravissima Tonia Acquaviva che gestisce lo sportello. Signore e signori, lo sketch scritto da Rita Punzi a posta. Avanti, forza la nostra compagnia teatrale. Ti piace tu, Flex? No? Gianni, no, come tu hai su dopo, poi dalla allora, però io ci apro un mese, sono tutti i vecchi che non pagano la pensione. Va. Prova. E basta, però. Mi carte, però. Speriamo che non ci viene un scion che mi faccia giocare, Speriamo che la pista a posto un momento. Che tengo da fare tante di che sono rezzi e volevo mangiare a mezz'ora. Ma Marianne sarà che mi sbrigate, non ci stai in un scemo, io c'ho così 4 e me ne vado a chiesa. Cioè io poco, stai due. Permesso. Signora? Un attimo, si metta in fila! Come non sei? Non ci stai in un scemo. Tutto che scristiano, no? Quale mi spacciai?
Non ci metto. Yes. Signora! Ho detto di mettersi in fila e aspetto un torno dopo, per piacere. Oh. Ma non usciamo, ci metto un po'. Signora! Chi è stato? Io stavo dato in giusaccio, ci stai traghettato. Forza, chi tocca? Vediamo. Chi di chi è il turno? Vediamo. Io scherzo, come dicevo tu? Vabbè, no. Guarda tu, a signore. Cioè io che sa cartullo. Ah, ecco. Devi ritirare un pacco. Ce ne sa, mi ritratta fuori che un po' da posto, c'è sa, perciò io venuto. E io venuto subito, quando la cosa in da fare, io uscio. Va bene, non perdiamo tempo, eh. Come si chiama? Ma come Z? Giovanni. Giovanni come? Come? Giovanni. Ci viene al carpo, basta che dice Giovanni. Tutto mi conosce, non stai che non mi conosce, anche perché quando sono. Senti, io ho bisogno d'altro, non solo Giovanni. Il nome me lo devi dare per intero. Tutto te li dici. Tutto. Giovanni, Cosmo, Cecca Paolo. E mo ti spiego perché, c'è terrore, ti aspetto. Giovanni era un nonno di mamma. Cosmo, mamma era devoto, esceva ogni anno alla pera, che era poveretto, fino a Santo Cosmo, alla 27 di settembre. Ci mi interessa a me. E io sapevo tutto. Questo è Francesco, capo la cucina Cecca Paolo. Francesco era un nonno di tata. E Paolo? Beh, Paolo, dice che era un cumbero. Stava sempre a casa, già sa già cumbere. Comunque, ma mettete pure guardare, Cecca Paolo. Va bene, va. Leggi un po' che sta scritto qua. E io li leggo, come volta manette io li leggo, ma c'è te la dà. Mi aiuti, per piacere, mi dica come si chiama esattamente. Ma non li dice a chiesa, perché lo posta a posto, ma vecchiano a me. Allora, senti un po', io il pacco non te lo posso dare, mi devi dare un documento di riconoscimento. Un documento di riconoscimento? Sì, la carta d'identità. Beh, c'è la porta, io aspetto. Un meno, paglietto, la carta d'identità. Che sono arcibuno. Cioè che solo vedrà con greia. E ci scassiamo, non è mai. Guarda che sta fotografia, stai come chiamo. E vabbè, ci quando in net. E stai però di scia a votare quando hai yes. Quando più un'anza. Che ti vengono? Per favore, non è valido, no, assolutamente. Mi serve la carta d'identità. Ma bene, che scio. Va, racire, buon, chattino d'orecchio. Però, quanta cosa. E mi rasbrigare subito. Va, no, che se dopo. Cioè, che sa? Come c'è io qui? Che si ha tesso russandake? Per te, russandake che fa? E ci fare mandare su occupazione. No, non è valido, voglio la carta d'identità. No, e che sa, manca da piesce. Tutto costo. Che si ha tesso di cacciato ora? E ci tengo un scoppetto, le tenate, yes. Mannaggia la. La porto d'occhio, figliama, c'è ti già. Ah, questa maglia. Allora, senti un po', cioè, racira buono, va la carta d'identità, poi esca già di. Spiegami che chies. Perché la cosa da buona, ma tenga la pagellina da buona, ma tengo da qui. Ho capito, è questa. A me no, ma. Allora, lei si chiama Rodio Giovanni. E io ci detto fino a me. No, non mi capo, va. Allora, senti un po', ma il pacco chi ve lo manda? Quanta cosa lo sa, c'è una da mamma. Ma hanno fratto, cacchio, quando morso, abbonava tata, non sa queste cose bizzamminze, e se ne c'è fuori terra. E io, ma candip, e ma sono un solo so. Ma, c'è vecchia, ogni tanto mi mandano un pacco. Ma il pacco è grande o piccolo? Quanta cosa lo sa, ogni anno per cena, reciro, verso l'acqua, quando mangiavi il rano, quando lo cosciavano buono, una resa di rano, ieri quando non mi fuori di giornale. Guarda, quando poi è sul pacco. Allora, Faglia, ma avessi fatto arrivare all'ufficio postale di Carpari, non il gioco a fare pace a me. E c'è te li detti che da 40 anni che se ne c'è stato l'ufficio di Carpari a posto. A Martini e poi basta la chiesa, ma a Martini vanno a dire. L'ho trovato. Ah, finalmente. Ma vedete che pacco? Certo, per questo pacco. Non è possibile. Tu, e io? Li retracci fa. E che ne so io? Mo posso pagare? Aspetta numero 8, c'è a pagare la carta d'identità, non le strisce. Dai, Tino. Che cosa posso pagare? Pagare
rucata, ma la carta d'identità è scaduta. Io non te lo posso dare il pacco, a meno che viene un cristiano che ti conosce. E ciao, noi facciamo. E per te? Dai, molti hanno risultati. E meno male. Ma io manco venderei, ma mi fa 3 giorni, se giorno non si era che la fare, no che la fare. Condoglianze. Frate, ma stai all'estero, ci dici facciamo? Porta tua moglie. Ma chi? Era Sofia che mi ha sposato. Quando era ti spazio c'è la reggia facciamo? Ma vuole femmina, vuole la lavatrice, vuole la macchina, vuole la lavastoviglie, la televisione. No, ancora ti puoi sposare. Perché te ne vuoi all'attore. Ha fatto io stregato. Puta porra marità, ma io c'era, non vuole 5 euro e io ne soffres perché avete fatto. E senti, io il pacco non te lo posso dare. Oh. Come fa? Vedi, c'è qualcuno che ti conosce, se no non te lo posso dare. Arrivato un medico, tu pozzo. Dottore, mi fanno un piacere, buongiorno, mi fanno un piacere, che non voglio un pacco di frate, mi lascia cascare a carta d'identità. Mi piace, tu non mi conosci, signore? Signora, tengo un dottore che mi conosce, vero signora? Io sono un medico e lui è un mio paziente, mi ha assistito, quindi confermo e certifico che si tratta del signor Rodio Giovanni. Abbiamo capito. Meno male, sappa. Grazie dottore, signor che ti beneresce, ti non imparava. Grazie dottore. Questo è scaduto. Questo danno che... Ma ti aspetto io un pacco, ma non è mai. Senti, non basta una persona sola. Che ti devo dire? Non mi basta una persona sola. Ma non è una rovetta, poi un professore. Io quando ero giovane insegnavo alle scuole a Cappari. Giovanni è stato un mio alunno. Bella Giovanni, infatti, era un campione. Cioè Giovanni ha fatto 3 volte la prima. Giovanni proprio era conosciutissimo sin dalla prima elementare. Quindi conferma, è conosciuto a Cappari. Giovanni è sicuro. Professore, tutte cose, ma adesso? No, ci vuole, però così mi fate perdere tempo, 3 anni prima, ma quando tu vuoi che ti reggere a scuola. Che voleva appena ti reggere a scuola io quando mi era su? Se ha durato dentro, ha ragione, scusate. C'è successo un'altra stessa. Ma io avevo ragione con questa vino, corri. Dottore, oggi pazienza. Fatelo passare avanti. Non ci mettono... Tiriamo ci mi accompagna a chiesa, ma sono... ma c'ha la faietta. Ma roba. Va bene, ok, prego, accomodate. Vieni avanti, no? Hai conosciuto? Porto lo bretta la pensione. Sì. Una cercata nudo. Se uno prende la pensione, Cristiano. La fotografia, Bene. Beh, uno mette una ferma Sì. Aspetta, sul modulo, metti una ferma Non ci piace fermare. Metti una croce. Abbasca, metti una cosa, metti una croce. Gruppo Crepacino, dottore, che sono fatta passare a ciao. Libretto, il suo... Fai attenzione, non ci vai a casa. Non ti fa rubare. Dove stai, dottore? Fatti accompagnare. Ne muceregge che mi donne. Dopo che mi fa dietro tanti anni. Avete ragione. Non ti dico poi da quando arrivate l'euro. Da quando arrivate l'euro, per me non caccia. È inutile, non mi bevuto, non mi caccia. Me ne avverto, quando vado con un marchetto, c'è avuto a cat a raddoppiare. Quando tu mandi un prezzo, bere, non stai €1, ciò che prima stava malala. Io do. I mondo, i rabagò, a Catalogna, non aumentate a sena, vergogna. O finisce, a tale, e lascia, non ne parliamo. Cosa da se faccia? A carne, o pesce, per un baccalà, o per un come la cattare. Perché di quante sote che ne donne, ne catta, manca minzo prulò. Insomma, dottore, perché un servo è proprio triste. Non ne parliamo. Per poter trannanza, ma prima cresta. Avete ragione. A tipo compagnia,
Scemo sturla canne, solo. Adesso è un bar, per l'euro, le mi pigliate in gol. Sì, è proprio così. Aveva ragione, non è tu, di proprio a persona. La pensione che mi do, non è non da c'è. Ma nella maniera più assoluta. Ah, Tim, l'enello, un gas, ti mandano una bolletta, quando verrà a cifra ti pagano una saglietta. E quando va per lì, è un stadio a fondiarci. Tanto se ne va la pensione e poi il governo là. Non so, ma per il governo, perché tu hai un pagano. Gli hanno dato la pensione invece da rubare. Per Natale, Berlusconi, dice la televisione che ne raffaccia sorpresa da busta della pensione. E invece? Le conti baiano, quando veniva a posto, sorpresa nella chip e a pediva con il posto. Ma tu che di mi facci una stametta, sangue di demoni per farsi una paglietta. Mannaggia ci ti vedo, perché non l'ha promesso? Non io e tu prima che volevo essere acceso. Comunque non da Renzi, ma se facesse fuori, io voglio stare tranquillo, io voglio dormire a notte. Non fece niente che siamo poveriti. A salata è più importante per non vecchiare e non sa. E sul signore così. Quando stai a salata, non fece niente che la pensione è piccola e a salata è tanto che si ricca. Ma la dà sto pacco o no? Vabbè, allora ci mi ha detto che conoscono che sei dove, va bene, la carta di tasca, sì, va bene, mettila a ferma, tu basta che te ne vedi annanzi, mettila a ferma, te lo occupa e basta. Come mi tafo? Ci hai detto che gli fa 3 anni a premio di buccetto, come fermarci già c'è scritto? E mettila a croce per te! Che ci mettiamo come a cau? Ma insomma sto pacco, mi vuole ma poi mangiati. Ci mi ha fatto l'idea, un pacco, ti un pacco. Ah, grazie a signore, io che sa cosa, li voto. E mi arrevetto, tu. Non posso porre a prezzo, volete. Che tutto voi sapete c'è costa di niente, da cosa. Io però, una sorpresa ma voglio fare una prega, che quello frate quando me ne è una cosa. Ah, c'è ste due dentro. Stanno 3 nozze. Che sono nozze molto importanti. Cosa è su nozze? Da condannezza. Cosa è su nozze? Da felicità. E cosa è su nozze? Da volere bene. Infatti io ho scritto che cosa avete a casa, ma ci arriviamo dalle case di tutto il mondo, sicuramente tutto il mese più buono, tutto il mese più felice e per un po' di pazienza di Dio ne abbiamo supportato meglio una lata. Auguri a tutti quanti. Salutiamo, no? Bravo. Grazie Domenico Ricci, Toni Acquaviva, Gianni Nassi, Vincenzo Colucci, benvenuto Messia, sul testo della professoressa Rita Punzi, bellissimo sketch che ha chiuso il nostro spettacolo. Vi preghiamo, dopo tanta pazienza esercitata, di rimanere pochi minuti ancora insieme a noi perché il Presidente, dov'è? Il nostro Presidente ci saluta tutti, ci augura buon anno e poi c'è almeno sul mio Canovaccio c'è il tuo saluto, giusto? Dov'è che ho sbagliato?